Oggi scade il termine per pagare la prima rata dell'IMU, la nuova imposta unica sugli immobili che sostituisce la vecchia ICI, ripristinando così la tassazione sulla prima casa. 17 milioni e mezzo di italiani sono chiamati a versare l'acconto della prima rata, che dovrebbe portare in cassa allo Stato. L'IMU viene infatti riscossa dai comuni ma girata allo Stato per risanare i conti del paese, circa 10 miliardi di euro per questa prima tranche e 5,9 milioni dalle seconde abitazioni. Per chi paga in 3 rate la prossima scadenza sarà il 17 settembre, la terza invece il 17 dicembre. Le sanzioni per chi non pagherà l'IMU alla scadenza prevista possono arrivare sino al 30% dell'importo. Analizzando nel dettaglio il caso IMU siciliano, sull'applicazione della tassa, visto lo statuto speciale della nostra regione, pende ancora un ricorso alla Corte Costituzionale. Il tema più generale è quello dell'autonomia finanziaria della regione siciliana, che l'assessore regionale all'economia Gaetano Armao rimarca con queste parole: la disciplina delle imposte locali deve essere negoziata con la Regione perché non può essere decisa unilateralmente dal governo nazionale, altrimenti è incostituzionale. Il rischio è dunque che, mancando la contrattazione con il governo siciliano sull'applicazione dell'IMU, l'imposta sia di fatto non valida. Ma l'assessore Armao frena e non invita all'evasione, anzi: non posso dire oggi ai siciliani, dichiara Armao, di non pagare l'IMU perché ancora non c'è una pronuncia della Corte Costituzionale sul decreto Salva Italia, ma sulla base della precedente sentenza della Corte si può pensare che così com'è non è dovuto.